Professor Renzo Di Natale, operatore culturale, ecco, voi avete mandato un appello, una lettera forte di denuncia che mancano tantissimi operatori nell'ASP di Agrigento, addirittura preventivate circa 500-600 persone. Ecco, è possibile questo alto numero di assenti per far funzionare le strutture? Questo non lo sappiamo. Come Cattolici in Politica, un movimento che si è costituito il 26 di gennaio, siamo venuti a conoscenza attraverso uno studio fatto da un'agenzia territoriale Ethicos che nella provincia di Agrigento, dunque nell'ASP di Agrigento, a quanto sembra mancano 500 medici e 600 infermieri. È un dato allarmante, perché come può una ASP, una struttura sanitaria nella provincia, operare con 500 medici meno e 600 infermieri meno? Per cui, come Cattolici in Politica, abbiamo chiesto al direttore generale dell'ASP un incontro al fine di realizzare un confronto e verificare se lo studio dell'agenzia Ethicos sia vero o meno. Sarà in quell'incontro che il direttore generale dovrà smentire o meno quanto è emerso da questo studio, che per noi è preoccupante, perché qualora noi dovessimo trovare conferma da parte del direttore generale dei dati di questa agenzia, allora ci poniamo un altro problema: fino a quando è possibile parlare del diritto alla salute sancito dalla Costituzione nel momento in cui in un'azienda ospedaliera mancano 500 medici e 600 infermieri? Il nostro auspicio è che questi dati siano smentiti, ma certamente noi desideriamo questo incontro nello spirito costruttivo.